Buonasera, questo è il primo incontro di una nuova serie dedicata non più all'autore, ma sempre nel contesto libresco e librario, incontro con l'editore. Quindi cambiamo prospettiva, ma sempre di libri parliamo. Continueremo fino a maggio e la prima ospite di oggi è Lisa Marra, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, di Linea Edizioni. Io sono curiosissima, quindi farò molte domande, spero non indiscrete. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per questo graditissimo invito. Grazie a te di essere qui con noi. Allora, di Linea Edizioni, diciamo in modo trasversale, abbiamo parlato nel dicembre del 2019, se non ricordo male, uno dei primi cicli che ho curato per Mestre Mia, che appunto ci ospita, organizza questo appuntamento culturale nell'ambito di un bellissimo negozio di arredamento, Abitare 3, in Corso del Popolo a Mestre, che ci dà questa location molto confortevole e molto accogliente. Dicevo che appunto Linea Edizioni era comparso in un incontro che avevamo intitolato per il Natale Libri sotto l'albero, perché avevo invitato Antonella Benvenuti con questo libro pubblicato appunto da Linea Edizioni, Una di Sette. Sì. Ora invece, come vedete, di libri qui ce ne sono tanti, una piccola parte però della produzione di Linea Edizioni. Allora cominciamo a introdurre un pochino sia la casa editrice che il direttore editoriale, perché questo è il ruolo che ricopre Lisa Marra. Allora, Lisa Marra ha frequentato il liceo Franchetti di Mestre, si è laureata a Ca' Foscari, è appunto direttore editoriale di Linea Edizioni ed è responsabile di un evento molto interessante a Treviso, Festival Treviso Giallo, di cui parleremo, che ha un taglio molto particolare perché ha un taglio scientifico sulle indagini poliziesche, sul giallo e sulla letteratura anche ovviamente gialla. Allora, chi è Linea Edizioni? Lisa Marra l'abbiamo brevemente inquadrata. Allora, questa casa editrice promuove le pubblicazioni in lingua italiana e straniera di saggistica, narrativa, letteratura per ragazzi che possono stimolare la riflessione e il confronto. È una casa editrice indipendente associata all'AIE, cioè Associazione Italiana Editori, che nasce a Padova nel 2015, esatto, giusto? Giustissimo. Anche se Lisa adesso vive a Treviso, però la casa editrice è a Padova. Sì. Organizza appunto eventi culturali, vi ho annunciato a questo Festival del Giallo, che hanno taglio interdisciplinare e che possono approfondire tematiche di interesse collettivo, promuovendo la letteratura come strumento di impegno civile e crescita sociale. E poi pubblica anche saggi dedicati all'educazione e alla legalità, questo è molto importante, molto interessante, e organizza in collaborazione con le istituzioni appunto percorsi alla legalità, e sappiamo di quanto bisogno ce ne sia. Sì. Una rassegna itinerante che ha l'obiettivo di sensibilizzare circa la tematica della legalità e diffondere i principi con particolare attenzione ai giovani e alle giovani generazioni. Quindi insomma c'è un grande impegno anche sociale e civile che Lisa Marra mette in campo e mette in atto con la sua casa editrice. Allora, per prima cosa, raccontaci un po' com'è nata l'idea di costituire questa casa editrice e com'è il tuo lavoro. Poi faremo delle domande un po' più specifiche, però in generale, perché per il pubblico che vede i libri in libreria, in biblioteca, in edicola, è un mestiere un po' misterioso, no? Si vede il prodotto finito, che è un oggetto, ma quanto lavoro dietro ci sia, quanta attenzione, quanta fatica, anche quante speranze, quante delusioni alle volte, no? Non si sa. E quindi questo mi interessa molto che tu racconti a chi ci segue. Allora, io dopo la laurea ho iniziato a collaborare con una casa editrice di Bologna, successivamente ho collaborato con fondazioni culturali come la Fondazione Benetton Studi e Ricerche e successivamente, questo in maniera sintetica,
ho iniziato a collaborare dal 2007 con la Toletta, la storica libreria di Venezia, che proprio nel 2007 ha rilanciato la casa editrice che aveva già comunque fondato qualche anno prima. E quindi è iniziato questo percorso nel mondo dell'editoria che mi ha appassionato sempre di più, finché nel 2015 ho deciso di fare questo passo impegnativo e di costituire e di fondare una mia casa editrice che mi permettesse di avere quella libertà di scelta, quella libertà anche di rischiare, di sperare, come giustamente hai detto, e di vivere appieno un mestiere che è senza dubbio bellissimo, perché comunque veicola la parola e veicola pensieri, veicola messaggi, veicola lavori di anni e anni di studiosi, di scrittori, quindi anche una grande responsabilità, e si viene a contatto con moltissimi scrittori, intellettuali, professori accademici, universitari, perché la collana di saggistica universitaria, alla quale tengo molto, si sta sviluppando molto bene, poi ne parlerò. E quindi è molto stimolante dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista umano, ma nello stesso tempo sento la grande responsabilità di un mestiere che, veicolando le parole, deve porre molta attenzione ad esse. Per cui ho cercato di fare delle scelte che spero nel tempo e nell'articolazione del piano editoriale si siano dimostrate coerenti e soprattutto significative. Io penso che l'editore abbia la responsabilità di poter immettere nel mercato dei volumi che siano di saggistica universitaria, che siano di narrativa per ragazzi, ma che abbiano delle valenze specifiche, didattiche per quanto riguarda la narrativa per ragazzi, e per quanto riguarda la saggistica universitaria anche di ricerca che deve esserci, di supporto a queste pubblicazioni. Per quanto riguarda la narrativa classica, diciamo generica, che abbia la possibilità di poter offrire ai lettori dei romanzi che comunque aprano a delle riflessioni, che possano osservare il mondo da un'angolatura differente, lontano anche dai cliché, con quel pizzico di coraggio che bisogna avere se si fa l'editore, perché non si può rimanere sempre dentro binari specifici, ma ogni tanto bisogna osare e cercare anche di scuotere un po' il lettore e le persone che ci seguono e con i quali comunque vi è un confronto, perché quando si pubblica un libro è perché le persone lo leggano, si spera, perciò è naturale che si instaura un dialogo, e questo dialogo si instaura già dall'inizio, dalla prima bozza, dal primo manoscritto che arriva alla casa editrice e su cui poi ci si inizia a lavorare, a confrontarsi con l'autore, pensando però già anche al lettore, per cui è un lavoro che è veramente stimolante, di grande responsabilità e pieno di soddisfazioni, devo dire, perché non è semplice, però credo, insomma, pochi lavori diano una soddisfazione così grande, proprio perché si accolgono anni di aspettative degli scrittori, dei docenti, anni di studi, e si fa da tramite e si porta poi, si porta poi sul mercato appunto un prodotto finito che però, come dicevi, ha una lunga genesi. Non è semplice, e ci sono molte persone che lavorano per far sì che poi, insomma, il prodotto sia di tutto rispetto in tutte le sue parti, la parte grafica, la parte ovviamente il contenuto, l'editing, la correzione delle bozze, e poi la distribuzione e la promozione. Ecco, la distribuzione è un tasto dolente di cui parleremo. Certo. Allora, tu sei molto attiva, perché io ti seguo da tempo, sei presente sui social, ti dai molto da fare per promuovere le tue pubblicazioni, che per una piccola casa editrice come la tua non è così frequente, no, e non è così scontato, quindi questo è uno, diciamo, dei punti di forza secondo me anche del tuo lavoro, che tu
ti spendi molto per far conoscere quello che pubblichi e per dare anche visibilità ai tuoi autori. Questa è una cosa che apprezzo da autrice che pubblica con altre case editrici per il momento. Non è mai detto. Questo lo apprezzo molto, insomma, ecco. Allora, per diciamo gestire tutto quello che tu in sintesi adesso hai così illustrato, che staff hai alle tue dipendenze? Perché tu figuri molto, no? Sei presente anche quando ci sono incontri, presentazioni, tu fisicamente ci sei, quindi immagino che sia faticoso anche per te seguire le attività dei tuoi autori, le presentazioni, insomma ci sei spesso. Io ho presentato a Venezia questo libro, mi ricordo che tu c'eri, insomma, e quindi, ma anche in altre occasioni ti ho incontrato, quindi sei molto attenta e anche molto accudiente nei confronti dei tuoi autori. Quante persone hai? Sì. Beh, non è male. Quanti dipendenti hai tu, se posso chiedere, se non è indiscreto? Allora, la casa editrice collabora con 2 correttrici di bozze che sono molto brave, diverse fra loro, per cui ad ognuna affido una tipologia di pubblicazione. Non ci sono mai abbastanza occhi esatto. Per correggere le bozze. No, esatto, è molto difficile perché poi gli autori non riescono più a avere quella distanza che permette, insomma, l'editore, io... È terribile, le bozze sono una cosa angosciante. Terribile. Esatto, io leggo, devo dire, l'80% di quello che pubblico perché è proprio un piacere, insomma, poi anche sono molto riconoscente della fiducia che mi viene data dagli autori, quindi veramente cerco di dare il massimo, insomma, di quello che posso fare. E poi ho 3 grafici, di cui una grafica che è entrata da poco, bravissima, quindi sono molto contenta, e mi appoggio a 3 tipografie in base alle tipologie di pubblicazioni che ho, quindi per quanto riguarda la narrativa mi appoggio a Grafica Veneta, per quanto riguarda il digitale faccio anche un po' di pubblicità a queste tipografie perché devo dire che lavoro molto bene con loro, a Merati, Silvano Merati, che è Bod di Milano, che ha dei grossi stabilimenti, molto bravo, e a Dipro di Roncade e anche Inoco, e quindi cerco di lavorare con il territorio, però ovviamente io mi colloco a livello nazionale e per cui sono interessata e desidero anche che le collaborazioni non solo con gli autori ma anche con i fornitori, chiamiamoli così, spazino perché poi il lavoro della casa editrice non è statica, è in continuo movimento, per cui possono esserci delle collane che iniziano, che hanno bisogno di una certa tipologia di stampa, ci sono i libri d'arte e di architettura, per cui insomma l'attenzione al colore, che sia bianco e nero, che sia a colori, e i cartonati, i libri più sofisticati, più difficili, ecco, da stampare come stamperia, come legatoria, ha bisogno di una scelta precisa, quindi cerco ovviamente di seguire in prima persona tutti questi passaggi, anche perché avendo la responsabilità... Quindi tu cerchi di avere uno sguardo, diciamo, generale su tutto quello che succede. Sì. La decisione ultima è sempre la mia e scelgo io a chi rivolgermi per le varie mansioni, ma proprio perché sento la responsabilità, e poi alla fine il libro, quando è pubblicato, sono io che ne rispondo, sempre nell'ottica del rispetto verso l'autore e della fiducia che mi è stata accordata, quindi forse è anche un mio limite, faccio fatica a delegare, ma proprio per questo senso di grande responsabilità. E perciò, insomma, quindi ricapitolando, ho 2 correttrici di bozze, 3 grafici e 4 tipografie. Veniamo agli autori. Sì. Ecco, e poi un ufficio stampa quando è necessario, possono cioè, cambiare, dipende, perché se ci sono degli autori che abitano a Roma e hanno loro degli uffici stampa che conoscono, con cui hanno un rapporto privilegiato, quindi non hai l'ufficio stampa fisso adesso non ancora, proprio della casa editrice, perché talmente, e poi perché per esempio ci sono moltissimi autori che lavorano
nel mondo della televisione, del giornalismo, per esempio Lettere e letture, ecco, che poi mi dirai come ti sembra un libro molto interessante, un romanzo epistolare, sì, un romanzo epistolare. È un dono che mi ha fatto adesso, lo leggerò. Un po' anacronistico. Ecco, lui, Tiberio Fusco, è l'autore storico di Chiambretti e Stefania Sirtori è la giornalista responsabile della rubrica all'interno del programma di Chiambretti, La Repubblica delle Donne. Quindi loro per primi hanno moltissimi contatti, ecco loro, ma molti altri, e la cosa bella è che in questa vicinanza professionale che con pregi e difetti, nel senso che la casa editrice piccola ha delle difficoltà ovviamente oggettive essendo piccola, però ha anche delle grandi potenzialità che sono quelle di essere da un lato agile, dopo ne parleremo magari anche relativamente alla distribuzione, ma soprattutto di instaurare, ma questo è anche un piacere mio personale, dei rapporti solidi con gli autori, perché io ogni libro che pubblico nella collana editoriale è pensato, è voluto e quindi è curato, e perciò gli autori lo sentono e si crea veramente un rapporto costruttivo di promozione bellissimo e che porta poi amplifica ovviamente i risultati e fa bene a tutta la casa editrice, perché io dico sempre un libro che ha un buon percorso, come può essere Madrigotti, che è stato presentato al premio Strega l'anno scorso, quindi per una dimensione come la mia, aperta da 6 anni, è stata una soddisfazione che me la ricorderò tutta la vita, e questo primo obiettivo raggiunto è l'obiettivo di tutti, perché comunque l'attenzione è verso Linea Edizioni. Linea Edizioni è una casa dove ci abitiamo in molti, e ognuno con il suo spazio, anche con le discussioni quando servono. Ecco, questa è un po' la filosofia, ed è un lusso che posso permettermi perché sono una piccola casa editrice. Fossi ovviamente una dimensione grande sarebbe più difficile, dove i lavori sono più settoriali, e quindi... Bene, allora veniamo agli autori. Sì. E penso che questo interessi anche molto il pubblico, no? Perché ci sono tantissime scuole di scrittura, tantissimi laboratori, molta gente che scrive, che ambisce alla pubblicazione, e quindi molti, anche a me lo chiedono spesso: ma ho scritto un libro, come posso fare, chi devo contattare, eccetera eccetera. Allora, Linea Edizioni come sceglie i suoi autori e soprattutto come si relaziona con i manoscritti che arrivano o gli autori che chiedono come mandare i manoscritti? Perché è un mare, magnum, e quindi immagino che tu abbia la tua filosofia, se sei tu che te li vai a cercare, oppure tra le cose che arrivano hai un gruppo di lettori che magari scremano, oppure ti affidi, come succede a persone che conosco, al suggerimento di persone di cui tu ti fidi, che ti dicono: guarda, conosco questo, ha scritto una cosa, vuoi leggerla, vale la pena perché l'ho letto io, l'ho trovato interessante, magari ci si può un po' lavorare, però te lo propongo. Ecco, come funziona da te? Allora, io in linea di massima penso, ma in tutte le cose, che i suggerimenti migliori possono arrivare da chiunque. Quindi ascolto tutto quello che mi viene proposto, suggerito, sono anche curiosa, quindi c'è sempre, può esserci un campanellino che si accende, magari solo con un titolo suggerito, qualcosa che mi fa pensare che quel libro possa avere al suo interno una valenza che poi si sposa anche con le collane. E ho 2 lettori, per cui diciamo che la grossa scrematura, arrivano i manoscritti via mail, la grossa scrematura la fanno loro, però io li guardo sempre all'inizio, non passo mai un manoscritto senza avere, insomma, anche se in maniera superficiale, comunque avendo lo scorso. Poi ci sono autori che si propongono direttamente, o perché si sono trovati bene, per esempio degli autori già pubblicati che quindi hanno consigliato la casa editrice, e quindi ascolto tutto quello che mi viene proposto. Naturalmente cerco di capire quali possono interessarmi per tipologia di tematica trattata, anche perché se sono già uscita con un libro che parla di una determinata tematica, non esco con un altro similare, quindi è per quanto buono, per cui insomma c'è anche un equilibrio di collana, certo, c'è una politica editoriale.
E quindi diciamo, ci sono quindi proposte spontanee, suggerimenti che arrivano da autori, conoscenti, e ci sono scrittori che suggeriscono la casa editrice, e poi appunto la scrematura veloce la faccio io, perché comunque voglio vedere insomma cosa arriva, e poi ci sono i lettori che sono importantissimi soprattutto dal punto di vista stilistico, perché un libro può avere una tematica molto interessante di primo acchito, però poi essere scritto non in maniera adeguata e nemmeno un editing può proprio rovesciare, anche perché è bene che l'editing sia lieve, ecco. E quindi questa diciamo è la prima fase l'arrivo del manoscritto. Per quanto riguarda poi la scelta, come dicevo, ho diverse collane, la collana di saggistica universitaria, saggistica, narrativa per ragazzi, arte e architettura. E quindi di volta in volta valuto, in base al piano editoriale annuale, che libri inserire. Poi ci sono sempre dei libri che possono arrivare in corsa e che sono particolarmente interessanti e quindi li pubblico. Non mi tiro mai indietro, anche se il piano editoriale è chiuso, proprio perché essendo una piccola casa editrice mi posso permettere quella flessibilità che sarebbe più complicata se dovessi stare dentro certi parametri anche commerciali estremamente rigidi. E per cui insomma penso che in questo equilibrio il catalogo poi ne giovi, perché sarebbe anche un peccato insomma, non pubblicare dei testi interessanti che poi hanno avuto un bel riscontro, perché il piano editoriale è già in pensato, teoria insomma, è già pensato. Ecco. Quanti libri pubblica in un anno Linea Edizioni? Ne pubblica circa 33, quindi è un buon numero, devo dire, per la dimensione della casa editrice. È vero che la casa editrice si colloca a livello nazionale, e questo vuol dire distribuzione nazionale con dei sottodistributori comunque regionali, con delle filiali che si appoggiano al nazionale. Io poi cerco di, come dicevamo, accompagnare i libri in una loro promozione, ognuno con il loro percorso, perché dipende sempre dalla tematica trattata, da dove anche abita l'autore, dalle possibilità, si passa dalle fiere all'organizzazione di presentazioni in libreria, quindi a Roma, a Lecce, a Milano. E tu vai? Oddio, non vado sempre, vado per piacere in quei casi, perché anche a Roma è bellissimo presentare un libro, perché insomma l'ambiente è molto, molto vivace. Io andrei dappertutto, però siccome non posso, perché per ovvi motivi, però cerco di andare quando sono particolarmente significative o ci sono ospiti importanti, per esempio Mariolina Venezia, che tra l'altro ci ha dedicato un inciso all'ultimo libro, uno degli ultimi che ho pubblicato, ha presentato un nostro libro a Roma, e naturalmente ero presente perché è stato un onore insomma essere poi adesso con la fiction sulla RAI, sì, con Irma Tatarani, insomma, ha avuto una diffusione notevole, perché io la conosco prima che vincesse il Campiello, con i suoi primi racconti. Sì. Me l'aveva fatta conoscere Giulio Mozzi, mi ricordo, era ancora giovanissima, ed era insomma una scrittrice un po' di nicchia. Adesso penso che abbia avuto un successo meritato, che l'ha portata. È una donna molto intelligente. Che poi tra l'altro è un bellissimo personaggio quello della Irma Tatarani, mi è piaciuto parecchio. Molto. Allora, parliamo un po' delle collane. Allora, io mi sono segnata queste, poi non so se ce ne sono delle altre: narrativa, classici, saggistica, kids, cioè ragazzi, e oltreoceano. Partiamo da oltreoceano, che mi sembra la più stimolante dal punto di vista della, diciamo, parola che la rappresenta. Allora, Oltreoceano è una rivista che da quest'anno in fascia A dell'Università di Udine, quindi ho una grande soddisfazione pubblicare una rivista in fascia A, per la quale ho anche attivato la piattaforma OJS, che non è molto diffusa in Italia, ma è assolutamente necessaria per inserire le pubblicazioni di questo livello nel mercato internazionale, ma non solo mercato, nella ricerca internazionale di studi. Quindi, allora, Oltreoceano nello specifico tratta delle letterature migranti, quindi soprattutto oggi mette in luce sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista proprio
del confronto tra paesi, cosa vuol dire essere migrante, scrivere e cosa rappresenta questo tipo di letteratura. Mi interessava molto, avevo già lavorato con la professoressa Serafin che dirige diciamo, il gruppo di lavoro, di studio della rivista Oltreoceano, che ormai è arrivata al 19° numero, e sono molto felice anche di aver, è stato impegnativo, ma sono molto contenta e soddisfatta di aver attivato la piattaforma OJS, perché penso che possa ospitare a breve altre riviste di altri dipartimenti, perché comunque lavoro con dipartimenti di tutta Italia, e favorire un confronto e una ricerca, un interscambio tra dipartimenti a livello internazionale. Ecco, quindi, e poi l'argomento è molto, per quanto riguarda l'oggi, è fondamentale. È molto attuale, sì. quindi è importante. Molto. Ci mostri un po' quello che hai portato Sì. qua, perché c'è un po' di narrativa, c'è un po' di saggistica, Sì. ci sono libri per bambini, vedo quello della Sì. Maria Pia Morelli, che è Esatto. un'amica, che Esatto. fa delle cose molto belle, Agata. Agata Allegra. Allora, ho portato qualcosa e spero di non aver fatto torto a nessuno, nel senso che avrei portati tutti e alcuni sono sei arrivata con una borsa piena. Ecco, se no devo portare 2 valigie. Allora, per restare, andiamo in ordine, per restare nella saggistica universitaria, voglio ricordare oggi, perché stiamo vivendo un momento estremamente critico, questo saggio, Pane e lettura. Questo saggio appartiene a una collana editoriale Linea Classici che è stata inaugurata nel 2021 dall'Università Ca' Foscari di Venezia ed è diretta dal professor Francescato, che con molta lungimiranza ha voluto fortemente una collana di letteratura contemporanea che portasse in Italia e pubblicasse opere inedite di letteratura contemporanea internazionale anche di lingue minori. È un lavoro grossissimo che ha fatto e che sta riscuotendo molto interesse, e abbiamo altri 3 volumi in uscita. Questo è un inedito di Platonov, scrittore russo degli anni 30, che ha avuto un grandissimo successo e che è stato ritrovato negli archivi del KGB. È stato pubblicato poi nel 2000 e per la prima volta è stato tradotto e pubblicato in Italia. La cosa interessante è che questi volumi hanno il testo a fronte e un apparato critico, per cui allora, nello specifico questo volume racconta, è ambientato in un paese sperduto della Russia, in una fase di elettrizzazione dello stesso, e quindi viene in contatto con la popolazione locale piena di suggestioni, di pregiudizi, di arretratezza anche. E penso che oggi bisogna difendere tutta la letteratura naturalmente, ma la letteratura che viene da quei paesi che ovviamente sentiamo forse più lontani in qualche modo. Ma la letteratura serve proprio a questo, ad abbattere le barriere, ad andare al cuore della cultura, a farci conoscere un paese, anche a scuotere le coscienze, perché forse nessuno come gli autori che sono vissuti in paesi difficili, dove la dittatura ha imperversato, sono stati così profondi e acuti e spietati nella critica, nell'evidenziare come l'essere umano di fronte anche alle proprie colpe, ai propri errori, possa trovare la via. E per cui penso che bisogna, una collana come Linea Classici, soprattutto in questo momento, sia uno di quegli strumenti fondamentali proprio per l'umanità, per la riflessione, per continuare un dialogo, per non fermarci all'orrore e per tenere sempre presente che la letteratura è veramente la pietra miliare della nostra civilizzazione, della nostra civiltà, e ci dà la possibilità di conoscere e di comprendere culture profondamente diverse che sarebbero tacciate dal pregiudizio, e persone disagiate che magari hanno vissuto per secoli in contesti che non gli hanno permesso uno sviluppo come è stato permesso a noi, e attraverso la letteratura noi abbiamo queste finestre che si aprono nel passato, nel recente passato, nel presente. E quindi in questo momento un libro proprio di un autore russo così significativo, tra l'altro, ecco, penso che sia
veramente un gioiello, ecco, del catalogo della casa editrice, e mi complimento sempre con il professor Francescato, che ha una lungimiranza, ha avuto anche il testo a fronte, proprio perché sia uno strumento per gli studenti, ma anche uno strumento per tutti i lettori. Infatti il libro non pare un libro universitario, nel senso è un romanzo anche nella tipologia di impaginazione, di grafica di copertina, a tutti gli effetti, che può stare tranquillamente nello scaffale di narrativa, ecco, e non solo di saggistica universitaria. Ecco, quindi questa funzione della letteratura non dobbiamo mai dimenticarla, e da qui la responsabilità anche di essere un po' lo strumento, ecco, il ponte per poter parlare di tante cose. Sì. Poi abbiamo, come dicevi, la tematica di educazione alla legalità. Questo è un saggio, Educazione alla legalità, contributi e proposte, curato da Pierluigi Granata e da Francesco Sidoti, che ha un taglio interdisciplinare. Ci sono diversi autori che hanno scritto, anche Andrea Franzoso, che col sì? Disobbediente ci ha insegnato molto. E vuole proprio, attraverso poi degli eventi che organizziamo, c'è stata una bellissima mostra dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è venuta anche la figlia di Paolo Borsellino, a Vicenza in quel caso, e vuole appunto sensibilizzare circa l'importanza dell'educazione alla legalità. Poi abbiamo la collana Ragazzi, per cui dei libri che sono d'argomento veneziano, come Matteo il Maestro Vetraio, sugli antichi, e non solo antichi, perché poi sono attivi tuttora, mestieri artigianali veneziani. Abbiamo Play Venice, che è molto interessante perché è un libro gioco, quindi abbiamo cruciverba, domande, disegni, su Piazza San Marco, Palazzo Ducale, i maggiori, diciamo, edifici, e poi abbiamo questa bellissima collana Agata Allegra Mucci, che è scritta e illustrata da Maria Pia Morelli, che è bilingue, italiano-inglese, e che ha l'obiettivo di veicolare precise tematiche che passano dall'arte al rispetto dell'ambiente, al rispetto degli animali, alla legalità, allo sport, ai valori dello sport. E adesso usciamo con Canova, perché insomma siamo nell'anno canoviano, per cui uscirà un bellissimo volume. E tra l'altro vi invito tutti, insomma, alla mostra, la grande mostra che verrà inaugurata al Museo Bailo di Treviso in aprile fino all'autunno, dove le illustrazioni del libro di Canova rappresenteranno la sezione dedicata ai bambini. Quindi i bambini avranno la possibilità di visitare, di conoscere Canova non attraverso le grandi opere ovviamente del maestro, ma alla loro portata, con delle illustrazioni alla loro portata che verranno spiegate anche con dei laboratori, per cui anche questo come casa editrice è una grande soddisfazione. Poi per quanto riguarda il nostro territorio, ricordo Federico Camporese, che è di Mestre tra l'altro, che ha scritto un bellissimo romanzo noir ambientato qui, e per cui insomma è interessante per chi abita poi tra Venezia, Mestre, anche Treviso, ecco, conoscere un po' i percorsi della criminalità. E poi prima di passare appunto ad autori che abitano in altre regioni, voglio ricordare questo progetto, si chiama la Digital Investigation. È un progetto di libri noir promosso dall'azienda Site by Site, con la collaborazione di Sugar Pulp e Line Edizioni, che vuole creare cultura digitale, quindi attraverso dei romanzi noir ambientati in un mondo digitale, dove il crimine ha delle vie appunto digitali, come il furto il furto nel magazzino di Amazon, tra virgolette, o sequestro virtuale, che è un crimine effettivamente in crescita, che in Italia è poco conosciuto, ma negli Stati Uniti sta ponendo molta attenzione, perché attraverso appunto gli strumenti digitali, il dark web, si condizionano le persone e si portano a compiere dei sequestri a loro insaputa, che poi evolvono insomma ovviamente con dei risultati drammatici. E quindi i primi libri sono La Lingao Gang di Carlo Callegari, Sequestro virtuale di Riccardo De Paolo, che tra l'altro è la firma della pagina culturale del Messaggero di Roma. Poi un libro che, allora poi non posso dimenticare Andrea Vidotti, manager sportivo, e Paolo Marta, ex rugbista della nazionale, Termodinamica della felicità.
dove spiegano, confrontando i principi della termodinamica e quelli della vita nostra quotidiana, perché dà più soddisfazione alle volte perdere che vincere. E da questo semplice assunto procedono con una trattazione che alla fine insegna moltissimo. E quindi partono dai valori dello sport, della condivisione, ma soprattutto oggi, dove gli obiettivi in teoria bisogna sempre raggiungerli, dove non c'è, si giustifica poco la sconfitta o il non riuscire, anche penso ai ragazzini insomma, che hanno una pressione non da poco. Ecco, insegna invece a relativizzare, a porsi con il giusto equilibrio, sia di fronte agli obiettivi che si vogliono raggiungere, ma anche a chi che è di fronte, ma soprattutto di fronte a se stessi. Si cerca di essere più equilibrati, esigenti, il giusto, ma anche comprensivi, perché sennò cominciano anche nei piccolini delle nevrosi che poi si portano avanti fino ad adulti. E poi presentiamo a Lecce, ecco, parlavamo prima delle presentazioni in giro per l'Italia, il romanzo di Tessa Rosenfeld Calenda, la moglie di Fabio Calenda, che ha scritto un bellissimo, lei è russa americana, e un bellissimo romanzo graffio. La copertina è decisamente intensa, abbiamo voluto che la copertina rappresentasse il cuore e il fulcro del romanzo, anche se ero consapevole che avrebbe potuto urtare. È una copertina forte. È una copertina forte, ma non ci poteva stare un'altra copertina, non potevamo scegliere un'altra copertina. Fabio Visentin, che sta rivisitando la mia linea grafica della narrativa, è bravissimo, e ha colto perfettamente, quindi ci è piaciuta moltissimo, anche se non è una copertina scontata. Ecco, il libro è un libro molto molto intenso, dove la protagonista femminile, attraverso la sua pelle, snocciola tematiche di cui si parla tutti i giorni, ma anche da altri punti di vista. Cioè, non voglio svelare troppo, ma la donna è come se si girasse su se stessa e in qualche modo si vedesse in certe circostanze non come vittima, ma come autosabotatrice. Quindi ci sono è un romanzo intenso, perché poi è un romanzo d'amore, è un romanzo familiare, ci sono molte vicissitudini che portano poi questa protagonista a comportarsi in un determinato modo. La vita potente alla fine avrà il sopravvento, e in tutto questo percorso noi vediamo la figura femminile in un ruolo e in un altro. E quindi ci si chiede a fondo in quali casi noi stesse anche ci siamo sabotate, vuoi per condizionamenti dell'infanzia, e purtroppo molto spesso, la maggior parte delle volte per quello, ci sono insicurezze, sono dolori, che si possono nascondere, ma a un certo punto escono, basta solo una scusa a volte, una situazione, e quindi è un romanzo che sta ottenendo un grande riscontro proprio per anche lo stile diretto, il coraggio di dire certe cose e anche il coraggio di descrivere certe situazioni, che veramente non voglio accennare perché vi toglierei, però così penso che tu abbia incuriosito. Spero venga letto, perché è molto molto bello. Bene. Allora, senti, stiamo avviandoci verso la conclusione. Una domanda te la volevo fare rispetto a questo come dire, evento che hai messo in piedi a Treviso. Sì. È una città vivacissima, piena di festival, piena di iniziative, molto ricca di stimoli, di spunti, dove si sta bene. Sì, benissimo. Dove si sta bene e dove appunto crescono queste iniziative sempre più interessanti, sempre più coinvolgenti. Ecco, questo festival Treviso Giallo, che ha un'impostazione appunto scientifica, vorrei che tu un po' lo contestualizzassi, no? Perché di festival del giallo a Cattolica in giro per il mondo ce ne sono tantissimi, con Carlo Lucarelli che riesce sempre a gestirli un po' di qua un po' di là, però
penso che sia l'unico in Italia che ha questa impronta, no? Che quindi cerca di vedere la tematica del poliziesco, del noir, attraverso un approccio scientifico. In che senso? Ce lo racconti? Allora, l'ha voluto fortemente per Luigi Granata, questo approccio scientifico, perché è convinto, allora è impegnato nell'osservatorio della regione contro la criminalità e è convinto che la letteratura debba avere e ha una funzione sociale importantissima. Quindi ha voluto e si è pensato di organizzare un festival che potesse essere di intrattenimento, quindi abbiamo grossi autori, quest'anno poi sarà un'edizione spero anche più rilassata delle scorse perché sempre in presenza, ma insomma speriamo che la pandemia sia passata, e sempre con un taglio interdisciplinare. Ma che l'ha fatta in settembre? Sì, inizialmente era a marzo, poi con la pandemia l'abbiamo dovuto spostare, abbiamo mantenuto settembre anche quest'anno, dal 9 all'11 sì, di settembre. E quindi questo festival ha un taglio interdisciplinare, si passa dalla letteratura come presentazione di libri singoli, novità editoriali, a tavole rotonde di approfondimento che possono riguardare la psicologia e il noir, aspetti di criminologia, possono veramente riguardare l'oggi, perché come diceva Magris, forse nessun romanzo come il romanzo noir è una lente di ingrandimento sulla società contemporanea. Anche Lucarelli lo dice sempre. E anche Lucarelli, perché effettivamente è così, anche perché il romanzo ha quella libertà espressiva che un saggio forse in alcune cose non potrebbe avere, quindi ci sono delle licenze e può osare e spostare la linea di quello che è concesso dire un po' più in là. A volte può essere anche profetico, perché certo. Lucarelli ha parlato della Uno Bianca sì. E della connessione sì. Con la polizia a Bologna prima che si sapesse che era proprio così, certo. Quindi lui l'aveva già capito sì. Prima ancora di avere le prove, insomma. Certo. No? Quindi, certo, no, ma infatti questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Sicuramente è proprio da leggere con attenzione e il fatto che 5 università abbiano dato il patrocinio, il Centro per il Libro per la Lettura del Ministero, poi abbiamo di volta in volta il Consiglio d'Europa di Venezia, l'Ufficio di Venezia, i consolati perché abbiamo sempre un paese ospite, e naturalmente la Regione del Veneto, la provincia, i Comuni di Treviso che sostiene ed è il padrone di casa del festival, ecco, ci ha permesso di organizzare dei momenti culturali che prevedono anche proiezioni cinematografiche con però l'approfondimento iniziale, momenti musicali, abbiamo aperto al Giallo Kids ai ragazzi perché comunque come sappiamo insomma se si organizzano delle cose alla loro portata i bambini sono bravissimi, sono interessati, sono una gioia e imparano anche a prendere confidenza insomma, con la lettura. Per cui questo taglio scientifico permette sia un approfondimento specifico fatto da professionisti e poi abbiamo l'intrattenimento con la presentazione di novità editoriali. Abbiamo avuto Rovecchi che è stato con Monterossi sugli schermi recentemente, abbiamo da Mariolina Venezia, insomma tanti autori, ecco. E devo dire che è apprezzato, non è semplice veicolare questo concetto perché comunque un festival letterario, soprattutto del noir, così in un primo momento viene sempre visto come una presentazione di novità editoriali e come dicevi ce ne sono molti, quindi insomma sembra un festival tra i festival. Questo, ecco, le persone che lo frequentano poi tornano e penso siano contente insomma, di aver partecipato ad appuntamenti che comunque hanno messo in luce determinate tematiche e anche se inizialmente uno può pensare che non siano alla propria portata perché sono tematiche specifiche, magari abbiamo le forze dell'ordine, criminologi, filosofi, eccetera, però le suggestioni e gli spunti sono alla portata di tutti, quindi ciascuno, dico sempre, il livello deve sempre essere tenuto alto nell'offerta culturale, sia si cerca editoriale che per quanto riguarda le proposte di eventi, perché poi ciascun partecipante coglie, secondo il proprio interesse, la propria preparazione, la propria suggestione, degli spunti che magari non si danno per scontati, non si immaginano, quindi mai mettere secondo noi dei limiti
alla proposta culturale. La proposta culturale deve essere il massimo che possiamo fare, e credo che poi le persone che escono dalle sale siano da un lato stupite di aver ascoltato dei grandi professionisti del mestiere, dei grandi giornalisti, e dall'altra di essersi anche divertiti, perché comunque è un festival per tutti. Sì, ci sono stata, l'ho trovato molto interessante. Grazie. Allora, bene, penso che abbiamo affrontato diversi temi, non so se c'è qualcosa che magari avresti voluto dire, che non ti ho chiesto prima di salutarci. Guarda, abbiamo approfondito tanto ci sarebbe da dire, perché veramente il mondo editoriale è un mondo affascinante, un mondo complesso, un mondo articolato. E dicevamo della distribuzione, che è la nota dolente. La distribuzione, l'avevi già accennato che hai una distribuzione nazionale. È nazionale, però non è semplice, non è semplice. No, infatti. È difficile, bisogna proprio lavorare costantemente, e serve molto la promozione in libreria. D'altronde le librerie sono la casa dei libri, e quindi bisogna che i libri vivano in libreria. E perciò insomma quest'anno, questi 2 anni di pandemia hanno aperto anche molti sbocchi digitali, molti modi di fruire del libro, non solo. Sì, però sai cosa? Il problema è che quando si fanno appunto le presentazioni online poi non c'è il libro fisicamente, mentre invece in libreria le persone vengono, ovviamente dicono una banalità e poi comprano il libro, mentre invece devono avere poi la voglia di andarci a prescindere dalla presentazione, non se lo trovano già pronto. Senza dubbio. Quindi è un passaggio in più. Sì. Però insomma si è fatto quel che si è potuto, nonostante tutto, le difficoltà, insomma adesso si è ripreso un po' alla volta. Per esempio questo libro e altri libri diventano a breve un audiolibro, per cui anche Madrigotti, che è stato presentato allo Strega l'anno scorso, questa storia molto molto intensa, familiare, diventa un audiolibro pronto a maggio. Anche l'audiolibro è uno strumento interessante, anche perché per leggere ci vuole tempo. Non è, a volte tanti ascoltano in macchina. Ascoltano in macchina, oppure uno fa una passeggiata, una corsa, quindi ben venga. Ben venga. Chiaramente se uno ha del tempo, non si addormenta, io mi addormento di sera, quindi non ce la faccio a leggere più di tanto, però se uno approfitta, meglio ascoltare un audiolibro che la radio a volte, delle canzoncine, quindi ben vengano gli audiolibri, e comunque ben vengano tutti quegli strumenti. Anche per chi ha difficoltà di lettura, quello nasce per le persone ipovedenti, per i dislessici, cioè c'è tutto un mondo che si appoggia all'audiolibro. Ci sono anche le biblioteche che diffondono il prestito di file, di audiolibri, quindi insomma c'è un movimento molto importante in questo senso qua. Poi Fahrenheit, la trasmissione di Radio 3, ha dato un grande impulso con Ad Alta Voce, che è una rubrica dove leggono romanzi anche importanti, lunghi, insomma complessi, a puntate, come i racconti di appendice di una volta, no? Che uscivano a puntate sui giornali. È un grande lavoro di diffusione. Poi bisogna che fanno. anche pensare che comunque la letteratura orale, diciamo antica, i racconti, le storie, la lettura ad alta voce la lettura ad alta voce sono un patrimonio che per esempio Alberto Tosofei, di cui ho pubblicato I Misteri del Veneto, ecco, lo studia attentamente da tantissimi anni, ha raccolto tantissimo materiale proprio di questa tradizione orale. E ricordiamoci che quando eravamo bambini adoravamo ascoltare le favole, quindi l'essere umano trova piacere nell'ascoltare, perché poi rielabora, ma è anche una forma di compagnia, una voce che parla, ci sono tanti meccanismi. Ma del resto sai, la lettura silenziosa e singola, personale, è abbastanza recente, perché fino al Medioevo la lettura era fatta collettivamente a voce alta, non solo nei monasteri, ma ovunque c'era uno che leggeva e gli altri ascoltavano, quindi era un rito collettivo. Perciò insomma è un recupero di una tradizione importante, anche di condivisione, no? Perché la parola, anche e soprattutto la poesia, è musica. Il testo ha una sua musicalità, e quindi una cosa è leggerlo silenziosamente con la mente, un'altra cosa è sentirlo letto a voce alta, ed è un'altra esperienza, insomma, quindi è molto, molto interessante, molto bella questa cosa. Sì, concordo.
Bene, allora Lisa Marra, linea edizioni, abbiamo fatto una bella chiacchierata, sarebbe potuto dire molto di più, approfondire di più, però insomma mi sembra già... Mi sembra che abbiamo dato un po' l'idea, ecco. E io ti auguro buon lavoro, perché insomma ti dai tanto da fare, sei molto brava, molto attiva, e insomma ci vediamo la prossima settimana, il 18 di marzo, con Elvezia, adesso lo verifico, scusate. Sì, con la Spagnol, con Daniela Spagnol di Elvezia, quindi parleremo di un'altra casa editrice che era a Spinea, adesso si è trasferita a Marghera, quindi è più vicina, è proprio chilometro zero. So che adesso lei è in una manifestazione, ha fatto uno stand, non mi ricordo dove, ma insomma anche lei gira parecchio, segue parecchio i suoi libri, i suoi autori e le sue collane. Grazie ancora Lisa. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie.